pensi che inizia l'entrata in vigore di questi regolamenti avviene tra il 2007 e il 2008 e coincidenza fa che proprio in quegli anni inizia quella che è la più grande crisi economica non solo americana ma anche europea. Sì. E quindi è ovvio che questo è un freno, è una nota sicuramente negativa. L'impegno costa tanto, però ricordiamoci che l'impegno ha come obiettivo a medio e lungo termine, quindi abituiamoci al fatto che ciò che stiamo investendo oggi, il risultato non è domani. Se io applico il regolamento REACH o applico il regolamento CLP, non è che i benefici ce li abbiamo domani, dobbiamo abituarci qui ad avere, e lo dice anche il libro bianco della chimica, i benefici e gli effetti fra 20, 30, 50, 100 anni, cioè molto avanti nel tempo. Cioè e questo, lunga, sì, e questo è un aspetto culturale che noi cittadini di questo contesto storico non abbiamo tanto, siamo abituati ad avere tutto subito, pago adesso, ce l'ho adesso, no? Ecco, qui invece dobbiamo investire in un miglioramento della salute della nostra Europa nei prossimi anni. Cioè una specie di era geologica, insomma, avere un po' di pazienza. E del resto per diversi anni abbiamo operato, come le dicevo prima, utilizzavamo sostanze, ma di queste sostanze non avevamo la conoscenza vera e propria della sostanza, sia per gli effetti nell'uomo, sia per gli effetti nell'ambiente. Sì, tipo il cromo isovalente, abbiamo visto le margherite, no? Addirittura con 2 centri, cose... Certo. Il problema è che le chiedo, questa comunque forse un po' esula dalla competenza, però noi cerchiamo di conformarci, quindi investiamo tantissimi soldi in quella direzione che è la sicurezza, le direttive europee, poi arrivano i prodotti della Cina, i prodotti da altri paesi. Certo. Come ci regoliamo Questa lì? è una domanda più da economista che obiettivamente da noi ci tuteliamo e poi magari laviamo a casa queste maglie o altre cose che perdono il colore, che sono tossiche, quindi è un po' un cane, cioè l'Europa fa molto, ti chiede molto e dall'altra parte da dietro la porta fa entrare invece quelli che non sono in regola. Questi regolamenti dovrebbero tutelare il mercato europeo. C'è qualcuno che dice che sono dei dazi occulti, no? Il regolamento REACH e soprattutto il regolamento REACH rispetto all'altro che è il CLP, che è quello che va a modificare il teschio in altro simbolo, che dopo magari le risponderò alla seconda parte della domanda. E il problema qual è? Che con questo regolamento l'Europa cerca di chiudere le barriere perché giustamente, come dice lei, il mondo si è globalizzato, l'economia si è globalizzata, quindi tanti prodotti vengono fatti in Cina, in Oriente, ma anche in Sud America e poi entrano all'interno dell'Europa. Quindi sarebbe assurdo che l'Europa regolamenta le sostanze chimiche, vuole eliminare quelle più pericolose, ti dice qua il cromo 6 non lo usi, quando non usi il benzene, quando non usi l'amianto, poi le aziende vanno a produrre fuori Europa e il manufatto, l'articolo finito lo riportano dentro. Classico esempio sono le scarpe e l'abbigliamento. Ecco, con questi regolamenti si mette anche un freno ai confini dell'Europa, non più dell'Italia, quindi di tutta l'Europa, per cui il regolamento dice tu vai pure a produrre fuori Europa, oppure vai ad acquistare da un'azienda extraeuropea, sappi che quando il prodotto passa alla dogana, ma può essere quella italiana come quella ungherese, come quella svedese, quando entri in Europa deve rispondere alle stesse caratteristiche del tuo competitor che poverino è in Europa che. Questo è quello che dice il regolamento. Certo. Sul fatto di che cosa sta facendo l'Europa per aumentare l'allerta delle dogane, questo è un altro paio di maniche, ci vorrà molto più tempo. Allora, il teschio cambia o no? La croce infiammabile cambia o no? Sì, cambiano. Allora attenzione, queste sono news, cari telespettatori. Sì, questo è un peccato che non è stata fatta cultura in Europa e difficilmente ho trovato su riviste anche tecniche del settore la spiegazione di tutto ciò, perché il mondo dei simboli sta cambiando notevolmente anche per i prodotti che vengono all'interno delle nostre case. La croce non ci sarà più perché siamo in una fase transitoria adesso, questi regolamenti hanno un impatto talmente elevato nelle industrie che giustamente gli viene dato un tempo di transizione. Ecco, il cambio di etichette addirittura va dal 2010 al 2015, quindi abbiamo 5 anni e siamo proprio in mezzo. Siamo invece ecco, un anno e mezzo. Sì, il 1° giugno del 2015 termina il periodo transitorio per il cambio delle simbologie delle etichette. La croce di Sant'Andrea non ci sarà più, viene sostituita dal punto esclamativo perché adesso le nostre etichette hanno più un respiro internazionale. Prima erano etichette che capivamo solo noi europei, poi il prodotto lo mandavamo in America e questi non capivano cos'era sta croce di Sant'Andrea. La morte...
Sì, in parte, perché il teschio sta a indicare, in effetti è evidente dall'immagine nefasta che è sicuramente un'indicazione di un pericolo grave, però noi dobbiamo distinguere due tipi di pericoli per effetti irreversibili, appunto quale la morte. Un pericolo immediato, io bevo il metanolo e muoio, e invece quello che è un pericolo ancora più subdolo, più nascosto, che è l'effetto cronico a lungo termine. L'esposizione di oggi può essere per via inalatoria, contatto pelle, per ingestione, ti può provocare un effetto irreversibile dopo, pensiamo ai cancerogeni, fra 20 anni, 30 anni. Ecco che allora la normativa ha spaccato in due questo significato qua. Il teschio rimane, ma ricordatevi che quando vedete un teschio nella nuova forma, cioè dentro a un rombo bordato di rosso, il teschio, quel teschio sta a indicare che l'effetto irreversibile è immediato. Bevo il metanolo, come dicevo prima. Quindi ci sarà un teschio con un rombo rosso che quindi c'è morte immediata. Sì. Invece questo effetto nel tempo che è una simbolina un po' più difficile da descrivere, è una sagoma di un uomo nero, un mezzo busto nero, con una specie, si chiama in inglese diamond, cioè ha una specie di, vedi come un qualcosa che sta sviluppando dal proprio interno. E quell'omino nero è il più brutto perché è quello più nascosto. Stai attento che l'esposizione a una sostanza oggi, a una sostanza cancerogena, può provocare un effetto irreversibile anche, come sappiamo, negli agenti cancerogeni fra 15, 20, 30 anni. Quindi oggi il professore ci ha dato queste indicazioni, lo inviteremo prossimamente ancora e ci porterà queste immagini, così le vediamo un po' prima e possiamo abituarci anche a capire che cosa succede. Secondo me a questo punto, al di là del teschio della morte, davvero da preoccuparci quando vedremo questo uomo con questo diamante, no? Perché fa riflettere. Allora, il tempo a nostra disposizione è terminato. Io ringrazio tantissimo il professor Gianluca Stocco, chimico, grazie anche a tutti i nostri telespettatori e davvero grazie per le informazioni nuove che ci ha portato, e facciamo un po' più di attenzione anche perché è estate, con questi barbecue e con questo alcol ne sanno qualcosa anche poveretti i vigili del fuoco. Grazie Osi, torna domani, arrivederci. Grazie a voi.